Li hanno convinti che la loro casa stesse per saltare in aria a causa di una fuga di gas e così, spaventati, sono state prede ideali di due truffatori senza scrupoli. È accaduto a Rubano martedì mattina, vittima due pensionati residenti in via Mantova. Hanno aperto la porta due finti tecnici del gas ben vestiti dai modi gentili. Mostrando il tesserino hanno comunicato il rischio di una fuga di gas. Mentre uno dei due si faceva accompagnare in giardino dall'anziano per far finta di controllare la caldaia, l'altro complice convinceva la moglie a radunare oggetti di valore e a portarli in macchina. Per agitarla ancora di più e mandarla in confusione deve aver anche spruzzato una bomboletta spray. La donna, dopo aver tirato fuori i gioielli, ha avvertito anche la figlia che, intuendo l'inganno, si è precipitata a casa dei genitori. Troppo tardi i due finti tecnici erano già fuggiti con il bottino del valore di qualche migliaia di euro. I due anziani, avviliti e sotto shock, hanno raccontato tutto ai carabinieri. La donna è stata ricoverata in ospedale per lo spavento. In tutto il comune di Rubano il sindaco ha affisso dei cartelli per invitare i cittadini alla prudenza.